Allora, siamo intanto in linea. Buongiorno, ciao Jonathan, un piacere di Buongiorno vederti. Andrea, buongiorno a tutti. Doveva essere con noi, ha provato a collegarsi adesso Ortensio Crepaldi, che è il presidente del comitato di Calino Isola Verde, ma forse ha dei problemi con la linea. Intanto iniziamo di te. Allora, grazie di essere presente perché insomma sono sempre levatacce. Allora, io Grazie a direi te Andrea. subito, guardando un po', ti ho mandato un po' di titoli, un po' di screenshot, ma io direi di partire così, scusami, è una domanda un po' forse calda in questo momento, visto che sei in piena campagna elettorale. Ricordiamo che Jonathan è in corsa per le elezioni regionali, per avere un seggio a rappresentare la nostra città in Consiglio regionale. Referendum. Sì, e guarda, il Referendum, c'è un articolo referendum, che l'ho letto in parte, una lettera dell'ex giudice Nordio che dice un gran pasticcio praticamente questo referendum. Quindi così, insomma, questo è il parere di un giudice, sentiamo cosa dici tu. allora io credo che quando le leggi, lo dicevo anche l'altra sera quando ero ospite in una trasmissione a Rete Veneta, credo che quando le leggi nascono in un modo e incominciano a prendere un'altra piega, incomincia a diventare preoccupante perché ci discostiamo talmente tanto dalla riva che non si capisce più dove si va a finire con la nave. Allora, questa proposta di taglio dei parlamentari nasce inizialmente per l'efficientamento della politica, nasce per l'efficientamento delle Camere. Il vero tema che ha spinto a fare quella legge che oggi ci vede in questo referendum è questa. Allora, se si vuole ragionare sull'efficientamento delle Camere, della politica, bisogna fare un ragionamento diverso che quello che oggi tanti fanno per il referendum, perché personalmente credo in un dibattito molto aperto che al netto di questo referendum l'efficientamento della politica non passa solo dal taglio del numero dei parlamentari, ma passa attraverso un sistema un po' più completo che va messo in campo, che vede uno snellimento burocratico di quelli che sono gli iter legislativi. Dopo c'è tutta la parte legata ai costi della politica. Io credo che se il problema sono i costi della politica si potrebbe dimezzare gli stipendi anziché dimezzare la rappresentanza, che forse diventerebbe il compromesso più giusto. Però il mio partito si è riunito e c'è un'assemblea, credo oggi, anzi mi pare che sia stata ieri, e quindi insomma quella che è la linea che metterà in campo il partito la porteremo avanti come sempre stato, non perché non abbiamo contenuti nostri da pensarci, ma perché questo referendum è un gran pasticcio, sì, e lo confermo, perché se si vuole intervenire sui costi della politica, si interviene in maniera residuale. I cittadini lo vogliono come esempio, ben venga, però io credo che se una legge nasce per l'efficientamento della politica non debba ridursi a una semplice sforbiciata, anche fatta male a mio avviso, del costo della politica. Perché se si vuole parlare di riefficientamento delle Camere, ben venga, ne discutiamo, la rendiamo più snella e rendiamo l'iter burocratico più moderno per gli anni che sono ormai il 2020. Se dopo, ripeto e concludo, tutto si riduce a costa di più, costa di meno, certo, ben venga, facciamole, un segnale importante, se da fare si fa anche quello, però visto che si mette mani, mettere mani male, mettere mani bene, sarebbe meglio mettere mani bene. Senti, passiamo, purtroppo non vedo Ortensio che arriva. Senti, ci sono diversi titoli sulla scuola in pratica, te ne leggo alcuni Sì. velocemente. Allora, intanto sul Gazzettino i nodi dell'istruzione, 7 giorni per trovare 13.000 docenti veneti e 200.000 in tutta Italia. Poi abbiamo, sempre sulla scuola, beh, intanto ti mostro questo, fra poco la scuola apre in pratica, scuola si ricomincia e praticamente dappertutto ci sono il vademecum perché insomma praticamente non sarà facile cominciare completamente in sicurezza, ci sono appunto di scuola blues che accompagni i figli, ingressi scaglionati, il distanziamento in classe, le finestre, gli arredi, l'intervallo, insomma c'è veramente il lavaggio delle mani, i test, insomma le assenze dei professori, i lavoratori, gli studenti, veramente si deve cominciare per forza, ma guarda nella telecamera così vieni meglio, Jonathan, mi permetto di darti un consiglio.
Se Mi guardi vedi la così? telecamera hai uno sguardo più attento. Così? Sì, no, non stai guardando la telecamera. Devi guardare la telecamera tua. Eh Ecco, sì, la sto guardando, eccola. adesso sì la stai guardando, prima Ok. no, guardavi dall'altra parte. Di tutti questi temi sulla scuola, tu cosa ne pensi? Cosa ne dici? Diciamo che siamo stati investiti prima degli articoli di stampa dalla nostra quotidianità da genitori di tutto quello che sarà la novità. Credo che facile non è, nessuno ha la verità in tasca, e sicuramente per chi deve dare linee guida e deve decidere sarà una bella responsabilità e non sarà facile assumersela. Credo che ci sarà altrettanto difficoltà per chi negli istituti scolastici dovrà fare di tutto perché vengano perseguite queste linee. È un gran caos anche per i genitori che dovranno cambiare la loro quotidianità, che dovranno essere abituati che se si entrava e si usciva da una parte non sarà più così, cambierà l'approccio di portare i figli, cambierà l'approccio del vivere anche la quotidianità con gli altri genitori, con le maestre, però arrivati a questo punto, Andrea, credo che mettere in campo tutte quelle norme di sicurezza diventa fondamentale ed indispensabile, ecco, e quindi quello che è da fare si farà. Secca e pesante, però credo che non ci siano alternative. La sicurezza prima di tutto, e chi ne capisce più di noi dal punto di vista scientifico va sicuramente ascoltato. Ortensio, benvenuto, sei riuscito a collegarti? Spero, mi sentite, sì? Sì, ti sentiamo bene, ti sentiamo bene. Senti, Ortensio, stavamo leggendo qua con, diciamo, con Montanariello alcuni titoli sulla scuola. Sì, ciao Giorgio, E, ti ho sentito nel passaggio precedente, scusami, sai. Buongiorno, Tensio. sì, stavamo dicendo che ci sono diversi titoli sulla scuola praticamente perché appunto fra poco si ricomincia, è sempre più imminente. E mostravo questo diciamo vademecum che ho trovato sul Corriere della Sera di ieri, che appunto dice scuola si ricomincia e dà tutta una serie di indicazioni, scuola bus per l'accompagnamento dei figli, gli ingressi scaglionati, tutte queste cose qua. E visto che, diciamo, vista la tua esperienza in campo sanitario, tu come la vedi? Queste precauzioni le stiamo prendendo? Anche ieri ci siamo visti Fatalità Isola Verde, quel bellissimo evento che c'è stato lì al Campeggio Girardo. Mi sembrava, ho visto un po' in giro in spiaggia anche che l'attenzione non è proprio massima per quanto riguarda insomma, la sicurezza con il Covid. Anche ieri ero da un'altra parte e ho visto tantissimi bagnanti ancora troppo vicini, insomma. Ma io la penso un pochino, sono molto disturbato, non so se mi sentite. Sì, vero? Ti sentiamo. Io penso che così, un po' in linea con quello che si sta dicendo un pochino sui media, sui giornali, un po' dappertutto. La situazione secondo me è più preoccupante perché anch'io vedo in giro tantissima gente non usa la mascherina, non usa le distanze di sicurezza e presumo che non temperi a quello che è la cosa principale, che è il lavaggio delle mani, perché il lavaggio delle mani penso che dovrebbe essere al primo posto rispetto alla mascherina e rispetto anche alle distanze. Lo dico proprio come per un passato tecnico, come voi sapete, come più di qualcuno sa, il lavaggio delle mani è stato la cosa fondamentale per la salvezza delle donne nel momento in cui i medici si sono lavati le mani per far partorire le donne. Insomma, ecco, per cui anche adesso, anche in questo momento, il distanziamento di sicurezza e il lavaggio delle mani dovrebbero essere al primo posto. Anch'io sono molto preoccupato in effetti per quanto riguarda invece il discorso dell'apertura delle scuole. Cioè l'apertura delle scuole avrà un impatto molto importante per quanto riguarda così la gestione dei bambini tenendo conto che comunque è molto difficile, al di là del molto difficile distanziare i bambini, però in realtà dopo alla fine l'assemblamento comunque c'è, insomma, ecco, per cui
Vediamo cosa succede, vediamo cosa succede. Mi sembra che a distanza di una settimana dall'apertura delle scuole siano molte idee chiare sulla gestione effettiva di trasporti, mezzi di trasporto e via discorrendo. Vediamo cosa succede. Vi leggo un attimo 2 titoli veloci sempre del Gazzettino, che sono sempre abbastanza interessanti, sempre riguardo, diciamo, l'abituarsi a queste regole anti-Covid. Costa riparte dall'Adriatico, a bordo solo turisti italiani, test anti-Covid a tutti i 350 passeggeri, cabine speciali per i contagiati. Quindi, tra l'altro, se mi permettete, una notizia da un certo punto rassicurante, nel senso che si torna relativamente a una certa tranquillità, a una certa normalità, ovviamente con un protocollo, però dall'altra abbiamo perso le navi da crociera in Laguna di Venezia e sappiamo che comporta una perdita economica e di lavoro per tantissime migliaia di persone, e forse sarebbe da ragionare bene su questo aspetto. Poi c'è anche un articolo molto, anche qui, che rassicura un po', diciamo, sul ritorno alla normalità. C'è stata la storica edizione appunto della regata appunto a Venezia, è andato tutto molto bene, la gente ha osservato le distanze e quindi diciamo anche questo è un metodo di poter comunque tornare a una certa normalità. Ricordiamo che abbiamo 2 esponenti importanti della politica italiana, Berlusconi, che è ancora ricoverato in ospedale, il suo medico, il medico dell'ospedale dove è ricoverato, dice decorso regolare ma non canto vittoria. Berlusconi fase delicata, Marina ordina riservatezza, ma anche abbiamo il candidato del centrosinistra in Regione Veneto, Arturo Lorenzoni, che poverino addirittura ieri ha avuto malore in diretta. Ci sono diversi, su quasi tutti i giornali, anche i giornali nazionali in prima pagina. Il candidato governatore del centrosinistra crolla a terra durante un confronto web con il ministro Boccia e Baretta, e quindi diciamo non è che non colpisce questo Covid, colpisce tutti quanti. Cosa ne dici, Montanarello? Vuoi esprimere la solidarietà e la vicinanza Arturo, poverino? Sicuramente va la vicinanza, la solidarietà e tanti auguri di buona guarigione ad Arturo. Ieri, dopo un po' del fattaccio, ci ha tenuto attraverso i suoi canali a tranquillizzarci, si è ripreso. Ovvio che il momento non è dei migliori, anche perché sappiamo bene che quando sei in un momento così importante è difficile, come una campagna elettorale fatta con queste nuove regole di ingaggio anomale, strane, essere rilegato in casa in un momento dove già è difficile fare iniziative, già è difficile andare in giro, essere rilegato in casa e ridursi ad evitare anche quei pochi contatti umani che restano diventa difficile, quindi uno cerca di esserci in tutti i modi, mettendo tutta la propria forza di volontà. Quindi va il mio più grande augurio ad Arturo, che si Anche Berlusconi, dai, anche Berlusconi, dai. mi hai chiesto di Arturo, ma anche a Berlusconi, anzi ancora di più a Berlusconi, visto che la sua età probabilmente potrebbe dargli un po' più problematiche, e quindi faccio il miglior augurio a tutti e due. Sono molto fiducioso su Arturo perché è un atleta, un rugbista, un ciclista, e quindi abbiamo avuto anche modo di sentirlo in maniera diretta, quindi insomma si sta riprendendo. Il mio augurio va altrettanto a Berlusconi, perché comunque sia è una figura importante della nostra galassia politica, e quindi i migliori auguri anche a lui. Ecco. Senti, Ortensio, prima non c'eri, mi sembra che non c'eri, e parlavamo del referendum inizialmente, referendum appunto sul taglio ai parlamentari, no? Montanarello ha già detto la sua, Jonathan, c'è un titolo qua sulla nuova che abbiamo mandato: imbarazzo referendum, Partito Democratico costretto al sì. Prima c'è anche una bella lettera sul Gazzettino dell'ex giudice Nordio, che praticamente questo referendum lo indica, diciamo, un po' come un pasticcio. Tu cosa ne pensi? Penso esattamente nella stessa identica maniera che la sta pensando il giudice. C'è un grandissimo pasticcio. Mi piacerebbe che ci fosse non una compagine politica che si schiera verso il sì e verso il no, ma desidererei tanto che
venisse messo in campo quello che è invece la vera modifica della Costituzione nei suoi articoli, facendo capire alla gente comune e non soltanto a chi ha tantissime opportunità di capire veramente a quello che si sta dando incontro, perché capite, cioè, anch'io sono propenso a votare il sì, però non è perché non vorrei che salire in un carro politico che dice sì, per cui ritengo che l'informazione in questo momento sia molto scarna, anche per quanto riguarda, cosa che ci riguarda in Veneto, le elezioni regionali assieme al referendum. Mi sembra che ci sia una grande, una continua informazione per quanto riguarda la tornata elettorale regionale piuttosto che referendaria. Questo referendum, secondo il mio punto di vista, è importante perché? È importante perché va a modificare alcuni articoli della Costituzione. E scusatemi, ma io che sono una persona di una certa età, ritengo che la Costituzione non vada così in un attimo, non dico cancellata, ma modificata. Ci vuole oculatezza. Ci vuole oculatezza e secondo il mio punto di vista, fin tanto che, almeno per quanto mi riguarda e per quanto sto esprimendo in questo momento, fin tanto che non ci sarà piena chiarezza e non mi renderò conto veramente di come va a modificarsi, come vanno a modificarsi alcuni articoli della Costituzione italiana, io resto sempre un po' dubbioso per il momento, anche se siamo vicini alle elezioni, però sicuramente a quell'epoca sarò sicuramente più preparato. Velocemente un titolo che sta comunque cogliendo molta attenzione un po' dappertutto sul discorso del bonus bici, rimborsi sulla metà, la dote di 210 milioni copre a malapena 650.000 acquisti, sono totali di 1,2 milioni. Proroga in vista per 9 milioni, questa è un'altra cosa. E anche sempre sulle biciclette, dal Gazzettino, la beffa del bonus bici, solo il 50% avrà gli aiuti. Ma qua diciamo c'è poco da commentare, voglio dire, speriamo che vengano trovate le risorse. Piuttosto, siccome vorrei fare una conferenza, diciamo una rassegna un po' veloce, io direi, ieri eravamo Fatalità Isola Verde, ci siamo visti Ortensio, e c'è sempre quel problema della foce dell'Adige che si presenta ogni anno sempre peggio. Vorrei che tu così ci rinfrescassi un po' la memoria, anche perché visto che abbiamo Montanarello che sta correndo come candidato alle regionali, sicuramente è informato, però avere un aggiornamento dell'ultima ora forse non sarebbe male, giusto? Sì, no, so benissimo che Jonathan così è stato molto attento in questo ultimo periodo e ha evidenziato anche il problema che c'è. Ma con l'ultimo fortunale che c'è stato, sinceramente la popolazione era un pochino preoccupata. Io abito a ridosso della foce dell'Adige, vicino alla foce dell'Adige, e devo dire che la mia preoccupazione è stata tale da svegliarmi di notte e andarmi a vedere l'Adige. Questo mi ricorda tanto il 1966, che non è esondato l'Adige, ma si è rotto il Brenta e Calino è andato sotto. Ma per farla corta, cosa succede? Succede che quei 12 circa valutati circa 12.000 metri cubi di sabbia che fanno da tappo alla foce dell'Adige sono ancora lì. Ed era il gennaio del 2019 quando abbiamo incontrato il Genio Civile di Padova con i suoi rappresentanti in pompa magna, insieme con il vice sindaco, invece insieme con alcune persone, dove si erano impegnati appunto a mettere in sicurezza prima di tutto, piuttosto che tirare via la sabbia. Si erano fatte delle ipotesi e era stato detto che si doveva valutare il tipo di sabbia da tirare via, ma da quello che mi risulta, e logicamente ho così investito sia il Presidente del Consiglio Comunale, ma anche l'assessore competente così all'ambiente, ma da quello che mi dà di sapere nessuno della regione e nemmeno del Genio Civile di Padova si è fatto vivo su questa cosa. Cioè, stiamo andando verso un periodo autunnale che sappiamo
essere così molto fruttuoso dal punto di vista delle acque, per cui non vorrei che il dissesto idraulico che provoca questo tappo, passatemi il termine tappo, però tu sai benissimo, Andrea, e probabilmente anche Jonathan, abbiamo attraversato in certi momenti l'Adige nella sua bassa marea, ma quello che preoccupa appunto è la grande onda di acqua che viene giù da post temporali o comunque grandi piene, e ci preoccupa parecchio, insomma, perché lì l'acqua non defluisce in maniera corretta. Teniamo conto che in questa ultima volta che è successo, il mare ha fatto la sua parte in maniera eccezionale, non dando nessun tipo di problema. Se il vento girava a scirocco, aiuto, aiuto nel senso che la preoccupazione sarebbe stata minore. Io ho dei video, delle foto di quell'evento e sto aspettando sicuramente di farle vedere al Genio Civile, perché forse chi sta seduto a casa e chi sta disteso a letto non ha sicuramente quelle preoccupazioni in quei momenti non solamente di un territorio, ma dei cittadini e nemmeno della gestione corretta. Dico solo gestione corretta di un territorio. Montanarello, sentiamo un po' Montanarello, scusami Ortensio. Montanarello, cosa dici di questo? So che tu sai bene, che hai seguito bene questa vicenda. L'ho seguita molto attentamente e ringrazio anche Ortensio per essere sempre attivo nel ricordarci questo, però io non vorrei essere una voce storpiata fuori dal coro, però abbiamo interessato, e lo ha fatto anche Ortensio, le nostre autorità locali. È stato interessato il Presidente del Consiglio, che è sempre in prima linea quando deve andare a fare lo sceriffo in spiaggia, in senso ovviamente simpatico, insomma, l'uomo che vigila e che tiene sicure le nostre spiagge nella lotta all'abusivismo. Ha interessato il vice sindaco. Insomma, ricordo che questi tre personaggi, quando vogliono, si prendono il parlamentare a braccetto e se lo portano giù per fare la passerella elettorale sull'Usenso e per fare la passerella elettorale sul GPL, però non mi pare che si siano prodigati a prenderlo a braccetto il parlamentare di turno e portarlo sul problema della foce. E dall'altra parte Ortensio dice giustamente e doverosamente che in regione non ha fatto nulla, ma anche lì vorrei ricordare che abbiamo una consigliera regionale che ormai scalda i banchi della regione da 5 anni e quindi voglio dire, non è che qui Ortensio le colpe sono da dare fuori, c'è un'amministrazione che quando vuole ti porta i parlamentari a Chioggia e su questa vicenda se n'è fregata, c'è una consigliera regionale che scalda i banchi da 5 anni in regione, l'unico pensiero è mandare l'auto in giro per spiegarci lei come ha fermato il GPL, ma ci dica dopo con quale atto scritto l'ho affermato, visto che ce lo vuole spiegare. E quindi a questo punto approfitto per dire una cosa: finché continueremo a votare questi che ci governano a Chioggia e dopo rimandiamo la Baldini in regione, credo che quel problema continuerà a restare lì. Quindi occasione in più, quella della foce, per dimostrare come ha dormito il Presidente del Consiglio, che scopriamo che è stato coinvolto, ha dormito il vice sindaco, ha continuato a dormire il sindaco che dorme da 5 anni e abbiamo notifica anche del buon e felice sonno della dottoressa Baldini. Quindi insomma una passerella in meno, un fatto in più, mettiamola così. Quindi, allora, visto che, scusa se ti interrompo, visto che comunque diciamo questa mattina non abbiamo rappresentanti dell'amministrazione oppure diciamo... È un dato di fatto, Andrea, cioè hanno portato i parlamentari sulla riva dell'Usenso 10 volte perché forse si prende qualche voto in più. L'altro giorno l'hanno portato a Sottomarina Vecchia, l'altro giorno ancora l'hanno portato in piazza per i GPL. Cosa gli impediva di portarlo per il problema della foce? No, non voleva andare a Calino il parlamentare, non credo, non l'hanno invitato proprio. Cioè, insomma, il problema la regione se n'è fregata. Bene, la regione che se n'è fregata ha un rappresentante Chioggiotto seduto in regione, non possiamo dire... Però perdonami, non voglio difendere, scusa che silenzio che arrivano i messaggi, non voglio difendere nessuno, però ricordiamoci che comunque la Erika Baldini
è, diciamo, in regione all'opposizione, non è in maggioranza. E poi... Quali azioni ha fatto per portare il problema a gamba tesa nell'emiciclo? Quali sono le azioni fatte? Anche Lucio Tiozzo era in minoranza e ogni volta che c'era un problema era in prima linea e riusciva a fare sponda anche con la maggioranza. Ma qui qual è il problema? Ci spieghi meno come dice di aver fermato il GPL e faccio un qualche fatto in più. Quindi, insomma, io parlo a ragion veduta di atti, insomma, non mi pare di aver mai visto un suo atto, un suo intervento diretto. Probabilmente dopo questa mia pungolata domani la vedremo Stivaloni sull'argine a farsi una foto, a fare un'interpellanza e dire ho fatto. Però comunque perdonami Jonathan, comunque io penso che adesso tu fai bene, tu sei in campagna elettorale, fai bene. Campagna elettorale, Andrea, è un dato di fatto. Lasciami finire. Io credo però comunque che sia importante per la nostra città riuscire a portare candidati che ci rappresentino, quindi io mi auguro veramente che ci sia questa possibilità sia da parte tua ma anche da parte di altri candidati che stanno correndo, ma anche che la Erika Baldin comunque venga riconfermata, perché io penso che comunque l'esperienza... Quale esperienza? L'esperienza di scaldare il banco 5 anni? Andrea, ste manfrine mattina alle 6:30, no. Chi ha dormito, cambi mestiere. Scusate se mi intrudo. Chi ha dormito, cambi mestiere. Lasciamo dire la sua qua, Ortensio, dai, fammi dire la sua, dai. Io volevo riportare al tema, nel senso che questa cosa, cioè il discorso della sicurezza idraulica della foce del fiume Adige, è una cosa che riguarda tutta la regione Veneto, perché chi non ha il politico, che non ha a cuore, prima di tutto, non la terra, ma la gente, mi dispiace, non è un politico. Ho capito, Ortensio, ma tante manfrine anche te, ma chi ci deve rappresentare? Quello di Padova, in Consiglio, quello di Chioggia. Hai ragione il politico che non ha cuore, bravo, ma chi ci deve rappresentare? Quello di Chioggia o quello di Portogruaro? Chi ci deve rappresentare a noi? Tu, Ortensio, rappresenti Calino in maniera egregia o rappresenti Fossalta? Rappresenti Calino perché sei rappresentante di Calino. Posso dire? Io auguro a Erika Baldin di essere riconfermata. Che la vaga a casa, cosa ha fatto in 5 anni? Lascialo parlare, scusa. Basta con ste manfrine. Lascialo parlare, scusa. 5 anni non l'abbiamo mai sentito. Anche io mi auguro che venga riconfermata. Che venga qua in rassegna stampa a dirci cosa ha fatto in un confronto politico. Vedrai che viene. Vedrai che viene. Invitala, vengo anch'io. Mi venga a dire cosa ha fatto. Carte alla mano. Auguro a tutti quanti i candidati in lizza Chioggiotti di passare e di rappresentarci finalmente, perché non ti ha rappresentato quelle 5 anni. Jonathan, porca miseria, ho capito che tua amica, ma ne ha rappresentato o no? Ortensio, ti guardi come se non abbiamo nessuno. Abbiamo un tuo esponente politico da 5 anni. Ortensio, sveglia. Neanche non conosco. Jonathan, basta, lascia parlare Ortensio, per cortesia, dai. Allora basta ste manfrine. Spero, auguro. Dai, ragazzi. Tu ogni volta. Quali? Sveglia. Non le mie lascialo parlare. Sveglia. Beviti un caffè, sveglia. Okay, senti, basta. E 5 anni che lì. Basta. Beviti un caffè che sono le 6:30. La metto giù, vai chiudo. Adesso parlare un attimo. Chiudi, basta con queste manfrine ogni volta, basta. Persone devi essere e 5 anni che lì. Montanelli, per chiudere la trasmissione. Adesso devi parlare, scusa. E te la prendi con me? Non credo. No, Ortensio, come la prendo con te? Te voglio anche bene come... Ma le manfrine mi hai detto che le faccio io le manfrine, non devi dire questo. È un modo di dire. Ah, un modo di dire. Dai, ma allora tu chiudiamo con Ortensio. Ortensio, dai, chiudi tu. Dai. Comunque non era questo l'argomento, caro Jonathan. L'argomento è quello che, ti ripeto, un politico che non ha a cuore la salute, la sicurezza dei propri cittadini su questo tema, non è un politico serio.
non è e non è riferito a te, non è riferito sicuramente, è riferito sicuramente a chi in tutti questi anni, e parlo di 25 anni, non ha mai fatto nulla per quanto riguarda di puntare il dito sulla messa in sicurezza della foce del fiume Adige. Ecco, io spero solo questo. Dopo le compagini politiche vi lascio stracciare a voi le vesti, che sicuramente, politici intendo, che siete sicuramente molto più abili nel dire le cose piuttosto che farle o farle fare. Chiudiamo che siamo al limite del tempo, va bene? Grazie della partecipazione Grazie a te. Ciao ragazzi. Ciao, a Ciao, presto. Ciao Ortensio. Ciao Andrea, grazie. Ciao.